Sì, le temperature vanno aumentando, è già una situazione che ci regala delle temperature al di sopra della norma di 3-4 gradi, andranno ancora aumentando, però siamo ancora sotto l'azione dell'anticiclone Azzore, quindi un anticiclone più delicato, quindi non è il promontorio, l'anticiclone africano che nel passato ci ha portato aria così calda e soprattutto umida. Quindi prevarrà questa situazione, le temperature andranno aumentando, arriveremo a 35-36 gradi, sempre naturalmente all'ombra, quindi per convenzione internazionale le temperature si rilevano in capannina, e un tasso di umidità però inferiore, molto inferiore al passato, quindi un tipo di tempo sì caldo, afoso, ma non opprimente come nel passato. La situazione, qualcuno chiede, si potranno verificare? Sì, qualche temporale si verificherà, soprattutto sui rilievi, questo per effetto appunto delle nubi cumuliformi che si formano proprio per il molto caldo nel pomeriggio. Però a differenza del passato, come dicevamo prima, il caldo è meno intenso, non si è formato ancora questo cuscino di aria calda sulla pianura padana, e il tasso di umidità è inferiore, e per adesso manca l'impulso d'aria fredda che potrebbe accendere fenomeni molto intensi. Questo ora, però poi col passare dei giorni dovremo rimonitorare la situazione e vedere l'evolversi, ma se ne parlerà la prossima settimana.